Dopo quasi una settimana di agonia è morto all'ospedale di Bologna il motociclista 44enne che domenica insieme alla compagna è rimasto coinvolto in un tremendo incidente lungo la Romea in provincia di Ferrara. La vittima è Gianpietro Favorido di Pontelongo, l'alpino Giampi come era conosciuto dagli amici visto che aveva fatto la naia nella brigata Giulia. I familiari hanno sperato fino all'ultimo che reagisse alle terapie, ma le sue condizioni erano perse disperate fin da subito, tanto che i medici avevano deciso di amputargli l'avambraccio e la gamba sinistra. Il 44enne e la compagna viaggiavano sulla loro Honda lungo la Romea, stavano andando a San Marino per una gita quando un'auto che proveniva dal senso opposto nel tentativo di un sorpasso li ha centrati in pieno. La compagna invece è stata ricoverata a Cesena, anche le sue condizioni sono critiche ma stabili, anche a lei è stata amputata la gamba sinistra a seguito di un'emorragia. Gianpietro Favorido era molto conosciuto a Pontelongo dove organizzava manifestazioni degli alpini e faceva parte della protezione civile locale.